mattina comincia il percorso 2021 di Un fiume di note. A questo punto ne abbiamo la certezza, anche se lo dico con le dita incrociate, sarà un percorso molto più ricco di quello dell'anno scorso, perché finalmente abbiamo il vaccino, siamo vaccinati, ci stiamo vaccinando. Parte da Polcenigo e avrà molte altre tappe nella regione, Sacile, che è molto parente stretta di Un fiume di note, e della Livenza, che è il fiume che nasce a Polcenigo e poi passa attraverso Sacile e attraverso altri centri del Pordenonese, ma anche su altri fiumi, per esempio a Cividale, per esempio a Gemona, per esempio ad Aquileia. Sono fiumi di note che si riverseranno sulla nostra primavera e sulla nostra estate per dare il segno che finalmente ricominciamo. Oggi è una giornata di festa, il primo appuntamento di Un fiume di note qui a Polcenigo, seguitissimo dal pubblico, è un evento eccezionale guidato dal maestro Cal. Una serie di eventi si susseguiranno per tutta l'estate e si concluderanno a Sacile il 10 di settembre. Vi aspettiamo ai nostri concerti. Anche Gemona è felicissima di far parte di questo circuito Fiume di Note, lo è dall'anno scorso quando abbiamo inaugurato con un concerto sul Sagrato del Duomo e lo sarà quest'anno con un evento dedicato a Dante. Gemona custodisce la più antica traccia della Divina Commedia in Friuli Venezia Giulia e quindi ha deciso di collaborare a questo splendido progetto Fiumi di Note ospitando un concerto a tema Dante, ma sarà un concerto e uno spettacolo molto particolare con delle sorprese ma anche con un grande rispetto della tradizione. È un piacere essere qui oggi a Polcenigo alla conferenza stampa della rassegna Un fiume di note, una rassegna di cui anche il comune di Sacile è un partner importante e storico. Venerdì 10 settembre a Teatro Zancanaro verrà ospitato un concerto davvero della memoria ma anche delle emozioni vere. Sarà una serata in omaggio di un pianista sacilese scomparso troppo presto, che è Giuseppe Molinari. Una serata importante per cui insomma, la città di Sacile non vediamo l'ora di accoglierlo e di ospitare nel nostro teatro un pubblico che potrà insomma, ricordare questo pianista e tutta la bellezza della sua arte.